Difendi, tripla, attacca, manda a segno quella palla. Fischio d'inizio, comincia il programma. Penalty play, ok. La curva salta, ole, ole. Accendi quella TV, ole, ole. Presenta Tortorici, ole, ole. Commenta il doppio incontro, ole, ole. Canale 78. Se cerchi il meglio del calcio dilettantistico, ci Tortorici allo schermo, il canale è giusto, bro. Manda a segno quella palla e fai gol. Qui niente fuffa, si commenta il vero sport. Rivedi le partite coi protagonisti, l'allenatore, il calciatore, i giornalisti, i punti di vista, i risultati e le classifiche. Qua si fa calcio, non si pettinano bambole. Difendi, tripla, attacca, manda a segno quella palla. Fischio d'inizio, comincia il programma. Penalty play, ok. La curva salta, ole, ole. Accendi quella TV, ole, ole. Presenta Tortorici, ole, ole. Commenta il doppio incontro, ole, ole. Canale 78. Lo sport, il calcio e non solo. Tutto questo è Penalty Play. Gli approfondimenti sportivi, le notizie, gli ospiti, le interviste dal mondo dell'attualità, la cultura e lo spettacolo. Penalty Play, curato da Ettore Tortorici. Buon pomeriggio amici di Gold 78, buon pomeriggio da Penalty Play che ritorna in scena come al solito per tutta l'intera settimana, dal lunedì al venerdì tra le 14.30 e le 15.30. Questa è l'ultima settimana della stagione, dopodiché tutti in vacanza, tutti al mare per ritornare un po' più abbronzati magari poi a fine agosto. Sarà una settimana molto intensa, settimana tra l'altro che vede di scena soprattutto la Lega Pro con il Catania che ha raggiunto la semifinale, giocherà contro un Siena sicuramente molto impegnativo. Parleremo di questo e di altro nella puntata di oggi lunedì e colgo subito l'occasione per salutare i nostri ospiti. Il primo si chiama Davide Vadalà, è un giocatore già con notevole esperienza, devo dire, in varie categorie dilettantistiche e non solo, ma soprattutto un giocatore che quest'anno ci ha colpito per un gesto di fair play che tra poco ci andrà a raccontare. Ciao Davide, ben trovato. Ciao Ettore, grazie dell'invito. Beh, quello che è successo è sicuramente molto particolare, però lo racconteremo più tardi. Invece voglio subito sapere per te com'è stata la stagione dal punto di vista calcistico, perché hai iniziato con insomma il discorso di Carlentini che poi è andato non completamente in porto, hai raggiunto l'Icodia Eubea, campionato di promozione. Due esperienze che comunque completano il tuo bagaglio, che è sicuramente anche di grande quantità e qualità. Sì, ti posso dire comunque per l'età che ho è stata una stagione positiva, perché già giocare ancora a quest'età mi gratifica, stare dietro ancora ai se ragazzini. dal punto di vista fisico va bene, meglio continuare, no? Vuol dire che ancora ho la testa per mettermi in gruppo e tirare il gruppo e per seguire gli allenamenti bene. Posso dire che a Carlentino ho trovato un ottimo ambiente, sì. Tifosi che mi hanno osannato, veramente una piazza che aveva bisogno di tornare nel calcio dilettantistico e l'ha fatto nel migliore dei modi. Certo. Era una matricola, poi per varie vicissitudini sono andato a Liquidio, a un altro paese che ho conosciuto brava dirigente, brave persone, è stata una bella esperienza. Una bella esperienza, vedremo adesso quindi che cosa succederà la prossima stagione, forse è ancora un po' troppo presto, no? Ma vedremo, ancora ci sono campionati, si sono già conclusi, però sì. C'è chi va in vacanza, no? Certo, aspettiamo, sono momenti che ancora stanno creando l'organigramma nelle società. Assolutamente. Chissà invece dove andrà la prossima stagione, il prossimo ospite che vado subito a presentare, Vittorio Iemma. Ciao Vittorio, ciao, ben trovato. Ben trovato. Anche per te stagione travagliata, non sto qui a raccontarla perché poi insomma daremo troppo lustro a situazioni che invece vanno condannate. Sì. Adrano docet per chi ha insomma conoscenza dell'argomento. Invece dal tuo punto di vista personale, appunto questa esperienza negativa di Adrano cosa ti ha lasciato e soprattutto cosa a questo punto vorrai non più fare? Le tue scelte saranno ancora più ponderate a partire dalla prossima stagione? Guarda, la scelta, visto che mi fa questa domanda, dico la scelta di Adrano, ti rispondo così, io sapevo dove stavo andando. Certo, questo sì. Sarebbe stato assurdo immaginare Chiaro. che andavo alla Juve, quindi mi rendevo conto di tutto. Ho voluto dare forza a quello che era la mia voglia, la mia voglia di ritornare in campo e di lavorare.
Tra l'altro avevo già avuto una riunione prima con i giocatori, prima che si ufficializzasse Che ti la avevano cosa, dato una loro disponibilità. e che mi hanno anche dimostrato nel mese e mezzo che io Certo, sono stato sì, lì, ti hanno seguito. perché mi hanno seguito e hanno fatto le prestazioni fatte con me, hanno portato punti e prestazioni, quindi Poi il giocattolo si è rotto è stato di un nuovo, peccato, definitivamente. è stato un peccato. Quindi cosa mi è rimasto? Mi è rimasto, diciamo, il fatto che probabilmente la prossima volta, anche se mi auguro di no, Vabbè, certo. ma se dovessi avere ancora, diciamo, questa fame da campo, Insomma, sicuramente conterai fino a rifletterò. 10 la prossima volta. Non c'è dubbio, non c'è dubbio. Conterai fino a 10, anche se, come hai detto bene, comunque tutte le esperienze, certe volte anche negative, possono accrescere ancora. Nel bene e nel male è tutta, anzi io devo dire che forse le esperienze che ti forgiano di più e ti rendono più forte sono proprio quelle negative. Certo, sono d'accordo, sono d'accordo. Allora, adesso subito la schermata dei contatti di Penalty Play per quanto riguarda questa puntata, 328 5358 101 per quanto riguarda il modo per interagire con noi tramite WhatsApp, oppure l'indirizzo email formattvpenaltyplay@tiscali.it. Ricordiamo anche che siamo in diretta in questo momento sulla pagina Facebook Penalty Live, quindi potrete rivedere quando vorrete l'intera puntata. Puntata che oggi verte principalmente, oltre che insomma anche un po' sul calcio dilettantistico, sulla domenica calcistica di Lega Pro. Come tutti ben sanno, insomma, si sono disputati i quarti di finale, il Catania è andato molto bene, ha passato il turno. Guardiamola questa schermata, così la commenteremo anche con i nostri ospiti. Una schermata che ci fa capire come il Catania, con questo 2-0 netto nei confronti del Ferral Pisalò, giocherà appunto la semifinale. Gli altri incontri: Sud Tirolo batte Viterbese 2-0, Robur Siena batte Reggiana 2-1 ed infine Cosenza batte San Benedettese 2-0. Avete visto già gli accoppiamenti per quanto riguarda la semifinale, si giocherà mercoledì alle 20:30 e poi il ritorno domenica prossima, domenica 10 giugno 2018, sempre alle 20:30. Gli accoppiamenti sono già stati stabiliti al momento del sorteggio precedente, quindi Robur Siena giocherà contro il Catania ed infine il Sud Tirol contro il Cosenza. Questo Cosenza, Davide, certo nessuno se l'aspettava, ha dimostrato, battendo squadre importanti, su tutti il Trapani che era accreditato, e adesso confermandosi anche contro la San Benedettese, di meritare ampiamente a questo punto comunque il ruolo da semifinalista nelle finali playoff. Sì, sì, se lo merita tutto. Stiamo parlando comunque adesso alla fine di questi playoff di squadre importanti che hanno giocato anche in categorie superiori, quindi Cosenza ha fatto la B, quindi sono delle squadre che hanno bisogno di andare via da queste, ma chi più del Catania? Chi più del Catania? Sicuramente forse qualche altra squadra, come ad esempio il Siena. Beh, vedremo. Ma questo Cosenza però ci ha sorpreso perché evidentemente questa voglia di andare avanti, partita dopo partita, è diventata anche un modo di essere ancora più uniti, quindi tatticamente e mentalmente hanno creato una roccia che insomma sta diventando pericolosissima anche in prospettiva finale e semifinale. Vittorio. Non c'è dubbio, Ettore. Ti aggiungo una cosa, che io avendo seguito, diciamo, pressoché molto da vicino la Lega Pro in quanto addetto ai lavori, ti dico che il Cosenza non è, per chi è stato attento, una grande sorpresa, e ti dico perché. Loro a dicembre erano in zona play-out, hanno cambiato ed erano partiti facendo una squadra che si immaginava dovesse avere altri invece risultati. poi stava andando male. A dicembre sono stati inseriti in squadra Trex Primavera Juve, Tutino, gli altri due hanno giocato un pochettino meno, ma Tutino è quello che si è messo in evidenza. Hanno preso l'attaccante di colore che gioca davanti insieme, hanno cambiato un po' volto. Io ricordo un'intervista di Braia che dopo una sconfitta in casa disse stiamo preparando i playoff. Venne preso allora io non la dimentico per Ma folle. il primo io ho detto ma che sta dicendo? E invece? Non l'ho più scordata, perché in realtà oggi mi sta rispondendo un po' a tutti. Poi là si va in un altro discorso. A mio parere, è una mia considerazione velocissima, a mio parere questo allargare i playoff alle prime 10 posizioni non è altro che, tra virgolette,
far creare Un po' esagerato. un finto entusiasmo, Sì, sì, un un finto finto entusiasmo entusiasmo. di squadre e di società che magari possono vincere playoff ma vanno in B e fanno fatica. Bravo, e soffrirebbero tantissimo. Questa è la mia considerazione. Ritorneremo comunque a parlare del Cosenza che ha battuto a San Benedetto del Tronto una San Benedettese sicuramente molto accreditata tra poco, perché prima voglio un po' parlare del Catania. Come tutti ben sanno, questo 2-0 ha permesso alla squadra di Lucarelli di passare il turno. La partita ha avuto vari volti secondo me, una prima parte un po' di problemucci soprattutto nella zona nevralgica da parte del Catania, che poi invece pian pianino ha guadagnato metri su metri, e poi alla fine probabilmente c'è il grande merito da parte della squadra di Lucarelli di aver rotto la partita con l'autogol grazie anche ad un'imbeccata di Barisic. È un Catania che a questo punto, secondo te, Davide, può avere veramente le carte in regola, perché giocherà una partita adesso impegnativa a Siena, e il Siena, insomma, credo che in casa sicuramente ha costruito i suoi successi. Allora, io a volte sento molte critiche per Lucarelli, però quello che voglio dire nella mia esperienza è che la Serie C è difficile, cioè vincere in Serie C è veramente una cosa importante, poi soprattutto una piazza come Catania ha quasi l'obbligo di andare via da questa categoria, quindi secondo me stanno salendo in canto da quelli che sono i valori aggiunti del Catania. Viaggianti ieri ha fatto una partita superlativa. Sì, è vero, è vero. E anche Lodi. Quindi secondo me in questa semifinale stanno salendo veramente i valori aggiunti del Catania. E Vittorio, ma il fatto adesso di dover giocare a distanza di 3 giorni con la rosa del Catania, insomma, a disposizione da parte di Lucarelli, potrebbe essere la carta a sorpresa anche per le semifinali? Cioè il Catania in questo momento dispone in panchina potenzialmente di giocatori che possono essere titolari in tante altre squadre nei playoff. Non c'è dubbio, è un'arma in più. Quando si dice che il Catania è la squadra da battere, non lo è, perché si chiama Catania, è un blasone decisamente più importante di tutte le altre concorrenti alla scalata alla Serie B. Si dice proprio perché comunque ha una struttura di squadra importante. Una società, uno stadio, un gruppo di tifosi che segue in maniera pazzesca chiaramente il gruppo. Quello purtroppo è la gioia e il dolore di Catania, di tantissime piazze del sud. Io ieri sera ho visto San Benedettese Cosenza e anche lì era uno spettacolo. È vero. Molte volte si ci mangia un po' le mani, perché qui al sud paradossalmente abbiamo una passione, una voglia, un calore per le proprie squadre che è non indifferente, e purtroppo andiamo a vedere diventa poi... un riscatto un po' sociale anche certo, la squadra, spettacoli di tipo il Cibali domenica li vedi in Serie A, no? Senti, questo fatto che al Cibali, anzi all'Angelo Massimino per essere All'Angelo esatti, Massimino, giusto. ci fosse tanta gente, può avere creato nei confronti del Fera al Pisalò, insomma, un timore? Io però ho visto una squadra un po' anche spregiudicata, soprattutto i primi 20 minuti. Io ti dico una cosa, la mia considerazione è che questa diceria del tremano le gambe, io dico, lo chiedo a Davide, dico, chi ha calcato per 5 minuti un campo di calcio? Io ti dico che personalmente, non avendo fatto queste grandi platee, ma se per sbaglio andavo a giocare in un campo dove c'erano 2.000-3.000 spettatori contro di me, doppia. ma io mi casavo. È vero, Davide, è vero quello che dice il mister? Confermo, perché anche se senti il tifo degli avversari, dentro di te scatta sempre quella molla di vincere i contrasti e quelle che ti fanno vincere le partite. Metti quella carica addirittura che diventa essenziale proprio per essere ancora più determinante. Sì, giochi per questo, Giochi quindi per questo. l'adrenalina Gioca ti per sale. questo. Io ricordo, c'è la famosa frase che, tra virgolette, ho subito e ho detto ai miei ragazzi quando in vigilia di una partita importante all'interno dello spogliatoio, chiedo a Davide se ha avuto allenatori che hanno detto, facciamo tutto questo per giocare queste partite. Ecco. Quindi quando arrivi a quel punto, no Davide, ti sarà Perché capitato, poi no? ti passa il discorso che hai vinto l'impresa, c'è un po' Chiaro. metti un po'. Però a questo punto un po' mi sorge spontanea una domanda che vi voglio fare a entrambi. Un paio di settimane fa Lucarelli ha detto pure che spesso e volentieri quella pressione da parte del pubblico può essere anche un'arma a doppio taglio, anche in negativo nei confronti dei propri giocatori. Allora se noi adesso andremo a Siena,
speriamo, e noi ce lo auguriamo tutti, di portare un risultato positivo, di portare la giusta energia per poi affrontare di nuovo in casa la squadra toscana e magari possibilmente raggiungere questa benedetta finale, rischiamo di subire da parte del pubblico quella pressione che ai giocatori può anche far male, Vittorio? Allora, nel caso specifico, con tutto il rispetto per mister Lucarelli, che Meglio averlo questo pubblico, no così? ma io veramente a volte mi faccio delle domande alle quali io non riesco a rispondermi. Cioè, a parte che il Catania ha una rosa dove se non sbaglio pochi hanno fatto palcoscenici poco importanti, ma tutta gente abituata a giocare davanti a platee importanti. Il mister non lo presento io, certo. Ha fatto, diciamo, quello che poteva essere la cosa più ha fatto il più top, la importante, Champions, il top, ha fatto la nazionale, voglio dire. E tutte cose, quindi purtroppo mi viene da pensare che in quel momento a caldo è stato uno dei cosiddetti alibi che noi spesso e volentieri troviamo errato. Allora quindi, fa bene, ma lo capisco fa bene umanamente. Mourinho a dire sempre sì, io dopo la partita non vado a parlare. Parliamo poco. Perché... Ora io questa mia considerazione non è perché voglio fare il professore, no, è ma una chiacchiera pomeridiana. L'ho quasi, l'ho ben capito, perché comunque Lucarelli in quel momento doveva giustificare la mancata promozione diretta. Chiaro, certo, era l'addio a quello che era il primo posto. Era l'addio. Preso dalla pressione, che è normale ed è evidente che può dare un problema, è chiaro. Ha buttato fuori l'alibi che poi se l'è ritrovato contro. Indirettamente in realtà, poi gli si è tornato contro. In realtà, secondo me, tutta quella pressione, è vero che ce l'ha il giocatore, attenzione, Ecco, è vero che però ce se è l'ha. un giocatore abituato, insomma, a palcoscenici di una se tu prendi uno certa che viene qualità, dalla promozione, lo metti davanti a 25.000, ci può stare. Ma gente che... il Catania non mi risulta una squadra che ha gente che viene assolutamente, dalla C2 o dalla Serie D. tutti top player per quella categoria. Davide. Sono convinto che è una tattica degli allenatori. Il parafulmine attenzione, guarda che qui c'è un allenatore e lui lo sa. E io da ex posso dire che comunque non è vero che è una tattica degli allenatori. Tattica nel senso come parafulmini che cerca di attirare il proprio per liberare quasi i l'effetto giocatori mediatico su di sé, per lasciare un po' tranquilli. Io so soltanto che quando c'è, come ha detto bene Vittoria, un pubblico che va contro la propria squadra, io credo che l'allenatore stesso e i giocatori stessi si caricano di più. Io ho sempre avuto questa sensazione. No. Per quanto mi riguarda è così. Stiamo parlando di nulla, perché un giocatore, un allenatore come Lucarelli, per quello che ha fatto, certo, non può andare contro la sua assolutamente, stile di vita. Assolutamente, assolutamente. Abbiamo un po' parlato di San Benedettese e Cosenza, abbiamo delle immagini di sottofondo per renderci conto come effettivamente questo Cosenza sicuramente ha le carte in regola a questo punto per diventare una squadra che può veramente aspirare al passaggio di categoria. È partita insomma dai playoff battendo... Sì, queste sono le immagini dello stadio di San Benedetto, e lì ci rendiamo conto come anche a San Benedetto del Tronto il pensiero del ritorno in Serie B chiaramente è considerevole. Ma questo Cosenza a questo punto, che giocherà contro il Sud Tirol, è insomma un po' da terno all'otto, perché anche il Sud Tirol, che nessuno si aspettava, è in semifinale. Allora, sono due semifinali dove troviamo due blasonate, Siena-Catania, e due, tra virgolette, outsider, ma quella più outsider è il Cosenza. Il Sud Tirol è da qualche stagione che sta programmando questa scalata in maniera importante, e se non sarà quest'anno mi permetto di anticipare che sarà il prossimo anno o a breve. Lì stanno facendo un lavoro importante. Sì. Se voi immaginate che loro in autogestione, quindi senza investimenti di arabi, cinesi, eccetera, eccetera, questi in autogestione hanno creato questa società nel 2009. Hanno una struttura tra l'altro bellissima. Sto arrivando proprio a quello, e l'hanno conclusa 2 stagioni fa con il fiore all'occhiello del centro sportivo dove loro lavorano, e il settore giovanile che sta venendo fuori in maniera molto importante. In molti lo dicono. Diciamo, tutto questo viene confermato dal fatto che la nazionale tedesca farà il ritiro premondiale a casa del Sud Tirolo. Addirittura, quindi immaginate di grande qualità. Io ho avuto modo di vederlo, quindi, e devo dire che Torre del Grifo, che secondo me è uno dei centri sportivi più all'avanguardia del Sud Italia, rispetto a quello che io ho visto lì,
Addirittura inferiore? Sì, per ovvi motivi, perché è stato fatto da Certo, poco. chiaro, è Ma logico. questo vuole andare a identificare il fatto che il Sud Tirol ci sorprenderà ancora. Speriamo dalla prossima stagione. Ma mi auguro di sì, perché comunque è chiaro che ed evidente che Tra l'altro è da arrivata siciliano tifo seconda, per è il arrivata Catania. seconda nel proprio girone, quindi già comunque ha fatto un campionato all'avanguardia. Sì, è arrivata seconda e ha eliminato la Viterbese, anche non è una Che squadra, non è una squadra, non è una di squadra poco scarsa. conto. Davide, Parliamoci chiaro, quando si arriva a questi livelli semifinale non c'è nulla di azzardato, c'è una programmazione dietro sono d'accordo, e una sono voglia d'accordo, di sono d'accordo. vincerla questo a quel campionato. punto insomma viene messo tutto sul tavolino, Sì, come sì, si sì. suol dire, e si giocano tutte le carte. E sicuramente anche Braglia si giocherà le sue carte, un po' stanco, un po' nervoso dopo la partita contro la San Benedettese, però credo che insomma lui conosca bene, molto molto bene la propria squadra e sa benissimo che adesso la partita col Sud Tirol è probabilmente la partita della verità. Gioca bene Sentiamo, il Cosenza. sì, infatti, sentiamo l'intervista a Braglia, l'allenatore del Cosenza. Io dico che la squadra ha fatto la prestazione che doveva fare, perché se vuoi vincere su questo campo devi giocare così, devi essere tosto così, perché loro sono una squadra tosta con un grande pubblico, come ce l'abbiamo noi, ce l'hanno loro. Perciò noi dobbiamo essere felici di più, perché hanno buttato fuori una grande squadra, secondo me. Bisogna gestire le energie, bisogna cercare di recuperare il più possibile. Loro hanno anche 2 ore di più di noi di recupero, perché poi a questi livelli dopo inizia a contare tutto. Loro hanno giocato alle 6, noi si è giocato 2 ore e mezzo dopo. Non ci sta da viaggiare, loro ci aspettano là e loro sono una squadra forte. Se no non arrivi secondo in questo girone. Piero Braglia, allenatore del Cosenza, che insomma preparerà questi 3 giorni di grande intensità con una squadra che mentalmente sicuramente in questo momento probabilmente la più in forma delle squadre che hanno raggiunto la semifinale. Voglio sentire adesso le parole di Domenico Mungo, che è un giocatore appunto del Cosenza, e anche lì capiamo che il gruppo diventa uno dei punti fondamentali per il successo finale. Siamo stati bravi a partire bene sia al primo che al secondo tempo, perché all'andata abbiamo sbagliato al rientro del secondo tempo, e siamo stati bravi a non subirli, pressandoli e ripartendo bene. E ormai è alla fine della stagione, dobbiamo dare tutto quello che abbiamo, e questo è anche merito del nostro staff che ci ha portato fino a qua, e si vede che non solo io ma stiamo tutti bene, tutti corriamo. Fortunatamente abbiamo passato il turno e noi ci dedichiamo a Sud Tirol. Speriamo di festeggiare un po' più avanti, ce la metteremo tutto. Davide, secondo te di cosa deve avere paura il Cosenza contro il Sud Tirol? Perché se Vittorio ha sottolineato una grande organizzazione societaria e anche tecnica da parte della squadra bolzanina, di cosa dovrebbe avere paura in questo momento questo Cosenza? Ma a questi livelli siamo sempre nel professionismo. Sicuramente i tecnici prepareranno la partita nei dettagli, nei migliori dei modi, e ritengo che non sia vero il fatto che si arriva a fine stagione e si è stanchi, perché si esce fuori quello che è il carattere, delle energie che sono dentro di te nascoste. E poi una città che spinge, no? Perché Cosenza sta spingendo la propria squadra. Quindi secondo me prepareranno la partita nei migliori dei modi e sicuramente metteranno del tutto. Sicuramente. Chiudiamo le interviste dei giocatori del Cosenza sentendo proprio questo attaccante di colore che insomma lo stesso Vittorio ha sottolineato come un po' la punta di diamante della squadra di Braglia. La punta sì, fa un grandissimo lavoro. Ieri gli ho visto fare il reparto da solo, veniva sempre incontro, non perdeva mai la palla, si appoggiava bene, creava E in Lega spazi. Pro un ruolo così, insomma, se non hai un fisico non lo puoi fare. No, è molto pericoloso. Non è un uomo gol, ma è uno che crea spazi e Manovra tantissimo. manovra, viene basso e dà molto fastidio, mette in difficoltà, tende a far venire fuori il suo marcatore dalla linea difensiva. È uno Insomma, che tatticamente bisogna controllarlo Ah, con ah. molta attenzione. Sì, infatti. sì. Sentiamo l'intervista a Castriot de Marcoux.
Sì, magari non sarebbe servito per il risultato, però dimostra comunque il carattere che abbiamo messo anche in questa partita, di non mollare fino alla fine e di cercare di non subire gol. Dimostrazione comunque che in ogni allenamento noi diamo tutto, abbiamo esempi nello spogliatoio che ci insegnano comunque come comportarci in ogni allenamento veramente. Ma sì, noi con grande umiltà siamo venuti qui a fare la nostra partita e se c'era bisogno di stare un po' più bassi, di difendersi, lo facevamo tranquillamente, così magari abbiamo fatto un po' meglio il primo tempo forse, però comunque siamo contenti. Sì, ci vuole energia e purtroppo questi playoff sono, per chi arrivava dalla quinta in su, è un campionato quasi a parte, perché arrivare a fare, se dovessimo arrivare in fondo 9 partite in un mese sono veramente tante. Se il Cosenza sorride per la bella vittoria anche a San Benedetto del Tronto, a San Benedetto del Tronto insomma c'è tanta delusione a partire da parte del presidente insomma Franco Fedele, che è molto amareggiato per questa sconfitta che ha segnato un po' la fine probabilmente non tanto del suo rapporto con la società ma con questo gruppo. Lui parla addirittura di rifondazione. Guardiamo l'intervista. Ecco, la cosa positiva, grande pubblico, meritava molto di più, noi non abbiamo fatto niente per accontentarlo, abbiamo giocato male e abbiamo perso, il Cosenza non ha rubato niente. Con degli errori, soprattutto quello del secondo gol sul esco, non esco, mo ci ripenso, tant'è che ho fatto una battuta al presidente del Cosenza e gli ho detto ecco perché mi ha dato in prestito questo portiere. Io sono cattivo, io quello che vedo riesco a vedere. Oggi tutta la squadra non ha giocato, né Miceli né Miracoli, Miracoli non ha preso una palla, si vedevano spizzava, bene o male è stanco, sarà pure stanco, però di testa le azzecca qualcuna. Sì, noi in certe volte non siamo convinti, ci sembra che avevamo già vinto chissà che cosa, no, non è questo l'approccio per vincere queste partite. Ma io ho detto sempre se rimango farò una squadra molto più giovane per contenere anche i costi, perché quest'anno è stato un bel bagno di sangue per me, quindi devo pensare anche a questo, perciò a pensare a ridurre i costi. È chiaro, non andare a prendere nome e cognome che poi non hanno fatto niente e ci sono costati un occhio della testa. Ma l'obiettivo no, io non mi pongo obiettivi perché dipende esclusivamente se facciamo una squadra giovane. Dobbiamo pensare al futuro e farli maturare piano piano. Poi strada facendo vediamo quello che succede, perché partire con arrivo primo, secondo, terzo non ha nessun senso. Tanta delusione dunque da parte del presidente Fedele della San Benedettese, che dovrà ritornare in pista la prossima stagione di nuovo, cercando di insomma, ritrovarsi con un nuovo gruppo, con una nuova squadra, magari cercando di fare in modo che alcune cose che sono state fatte all'inizio della scorsa stagione poi vengano riproposte e che durino fino alla fine, perché il fatto di avere interrotto il rapporto con Capuano quasi a ridosso dei playoff non è certamente una cosa positiva, soprattutto per i giocatori che subiscono un trauma. Dici bene, Ettore, secondo me è stato come posso dire, una coltellata. Una coltellata che si è dato da solo, si è suicidato. Io posso capire se ci fossero stati altri tipi di problemi, ma nel momento in cui tu a 2 giornate dalla fine mandi via il mister perché non ti è stata bene una sconfitta fuori casa, dove tra l'altro ormai loro erano secondi, erano già secondi, c'è poco da fare, quindi sì, non cambiava nulla. Un mister che ha in mano lo spogliatoio che viene da te e ti dice ma che stai facendo, noi dobbiamo andare a fare il playoff con il mister, oggi è inutile che si chiede perché hanno fallito. I presidenti debbono ascoltare spesso e volentieri i giocatori, al di là di quelli che sono i pensieri tattici e tecnici. I giocatori possono dare il termometro di una squadra più di tanti altri. Davide, non so se sei d'accordo.
Questo sì, però poi si parla dell'individuo, ogni presidente ha un suo modo di fare calcio, a volte sono accentatori e cercano di attirare la propria attenzione perché poi vincono loro e salgono sul carro. È che però è anche vero che insomma la figura del presidente, quella degli anni '80, di Scibili, Anconetani, tutti questi, e dello stesso Massimino, è un po' tramontata, no? Perché prima erano assolutamente figure anche un po' leggerine dal punto di vista verbale, adesso sono un po' più impegnative, però insomma questa voglia di apparire è un po' esagerata, forse ancora di più rispetto a tanti altri. La forza mediatica in questi anni va più forte di quella che è la logica a volte, però se hai tecnici importanti, giocatori di... Bisogna fidarsi dei propri tecnici. Anche a grossi livelli, il Milan di Ancelotti, È vero. presumo che oltre che un grandissimo tecnico aveva giocatori in cui si fidava. Chiaro. È chiaro che la personalità poi diventa fondamentale per il successo di una squadra, di una società e anche giustamente indirettamente di un presidente. Ci dobbiamo fermare, abbiamo un break pubblicitario, tra poco rientreremo in studio e parleremo anche degli altri 2 incontri che si sono svolti nel contesto appunto dei playoff di Lega Pro Nazionale. A tra poco. Audio Jungle. L'evento più atteso del calcio dilettantistico siciliano. Vi aspettiamo giorno 1 giugno presso l'Auditorium Carlo Alberto Dalla Chiesa di San Gregorio di Catania. Tutto il calcio dilettantistico va in passerella con la 5ª edizione dei Penalty Awards. Vi ricordiamo che l'intero evento sarà trasmesso da Gold 78, canale 78 del digitale terrestre, domenica 10 giugno, a partire dalle ore 19. Esclusivista per la Sicilia del marchio Mobilfer. Infoline 336 9207 27. Eccoci rientrati in studio, amici di Penalty Play, tutti i pomeriggi tra le 14:30 e le 15:30 l'approfondimento sportivo e non solo, dal lunedì al venerdì. Questa è la settimana conclusiva di questa prima stagione che insomma vi ha dato modo di conoscere gli approfondimenti legati al mondo del calcio dilettantistico, ma anche legato al mondo della Lega Pro. Abbiamo anche fatto approfondimenti legati al mondo della cultura, della musica, dello spettacolo in genere. Anzi, a tal proposito vi voglio ricordare insomma l'appuntamento del giovedì, che rimane sempre un po' l'appuntamento più leggero della settimana della nostra trasmissione. Oggi ospiti qui abbiamo un allenatore, Vittorio Iemma, che risaluto di nuovo, e un giocatore ancora in attività perché ha deciso di continuare perché giustamente fisicamente ancora integro. Insomma, e chi conosce Davide Vadalà nel suo curriculum sa benissimo di chi stiamo parlando. Oggi ho invitato Davide perché deve raccontarci anche un fatto che è successo qualche mese fa, che è valsa un po' insomma una nomina di uomo fair play del calcio dilettantistico. Abbiamo anche delle immagini che tu stesso ci commenterai, perché insomma è stato un gesto che nel mondo del calcio dilettantistico si vede quasi mai, anzi non si vede mai. Raccontaci un po' il gesto, Allora, perché ci piace farlo conoscere ancora di più ai nostri telespettatori. E nel frattempo possiamo andare alle immagini, perché riguarda una partita di Coppa, se non sbaglio, no? Coppa Italia era la prima partita, quindi i Eccolo qua. riflettori sulla prima gara sono... Cioè tu fai un gol con le mani?
Allora, essere ricordato per un gesto fair play non è cosa di tutti i giorni. Allora, su un calcio d'angolo sì, ho anticipato il portiere in uscita e ho fatto gol. L'adrenalina ti porta ad esultare perché il calcio è anche un gioco di malizia, come quando ti cerchi un fallo, Però col passare del tempo ho riflettuto per quelli che erano i miei trascorsi, forse l'età più saggia, perché più cresci più sei saggio. Certo. Mi ha detto, devo mandare un messaggio a quello che è il calcio. Quindi la sei andato visione. dall'arbitro? No, dall'arbitro che non aveva visto né tutti e due i È guardiani. un po' la perché mano di Dios, come si suol si era dire. confrontato. Quindi devi fare una scelta. Spero che sia un messaggio per i giovani, perché a volte Assolutamente. in questi campi la voglia di vincere scatta un volte nervosismo, egoismo, e quindi questo possa essere un messaggio per chi vuole prendere il percorso alla strada della correttezza. Assolutamente, infatti hai fatto bene, insomma, ad agire in questa maniera. È stato sicuramente un messaggio che è arrivato, sperando che appunto, come hai detto bene tu, possa essere da esempio per i ragazzini che spesso e volentieri anche nei settori giovanili dimenticano la sportività, insomma, aizzati forse probabilmente da un ambiente che invece insomma, sottovaluta un comportamento. Quindi ben venga quando si arriva anche a quest'età ad avere questi comportamenti. A volte la vittoria ti fa andare oltre su determinati concetti, però su quello che è la mia pelle posso dire, ragazzi, cerchiamo di Cosa elevare... ti hanno detto poi i tuoi compagni dopo questo gesto? Allora, lì- Lo hanno apprezzato lì per lì? Non tanto, non Allora, credo. sono sempre quelle scelte che Certo. hai, che ti può dire chi ti dà ragione e chi no, certo, perché certo. poi sempre un gol dell'1-1 che in Coppa vale doppio, Chiaro, quindi chiaro. fuori casa. Quindi da un certo punto di vista c'avevo qualcuno che non era d'accordo, però poi il presidente in primis mi ha dato onore di questo gesto e poi posso dire che a distanza di tempo adesso si ricorda ancora questo gesto. Assolutamente. Un gol entrava solo nelle statistiche. Bravo. e Un basta. gesto di questo invece fa storia e soprattutto dà spunto ad un comportamento assolutamente sportivo. Vittorio, è bello questo gesto, no? Che ne Bellissimo, dici? gli fa onore. Io... Ce ne debbono essere un po' di più, ce ne dovrebbero essere un po' di più. Sì. Il Lascia- calcio dilettantistico spiazza in questa situazione. No, vabbè, ma anche questi episodi succedono in Serie A. Anzi, io dico una cosa, cioè che in Serie A, in Serie A con 200.000 telecamere non ho mai visto uno che ha alzato la mano come ha fatto Davide. Infatti. Guardate che l'Irlanda di Trapattoni non va al mondiale perché Trezeguet fa il gol di mano. Sì, e sta zitto. Con 700 telecamere lui sta zitto, quindi questo gesto di Davide è un gesto di fair play che dovrebbero prendere esempio dalla Serie A alla terza categoria. Bene, bene, complimenti ancora ed è stato un piacere raccontarlo anche all'interno di Penalty Play, proprio perché deve essere un messaggio forte, diretto soprattutto ai giovani, ai ragazzini che quando giocano non debbono pensare solo ed unicamente al risultato ma al rispetto anche degli avversari. Ma è fondamentale. Noi, guarda, io ieri guardavo le interviste dopo la MotoGP, Sì. ti faccio un piccolo Sì. inciso, e si sono dette delle cose che ho detto, ma se si parlasse così nel nostro nel mondo del calcio, ma già si parlerebbe di combine, cioè dobbiamo cambiare la mentalità di base. Ieri alla MotoGP Lorenzo ha potuto dire serenamente in un'intervista che se lui non ce la fa ad arrivare a un certo punto aiuterà Dovizioso perché gli fa simpatia. E questa è una cosa di enorme sportività. Cosa voglio dire? Il Brescia negli anni 90 si salva 3 volte consecutiva all'ultima in Serie A, all'ultima, tu ricorderai, Sì. all'ultima giornata vincendo a San Siro col Milan. Beh, allora mi viene in mente il suicidio del Frosinone contro il Foggia, che ha rispettato il valore del calcio giocando fino all'ultimo e pareggiando una partita che probabilmente insomma, mi dispiace, è risultata inutile per il Foggia, ma insomma, è risultata determinante per il Frosinone. Mi dispiace per il Frosinone, ma quest'anno è la prima stagione dove io ho notato che determinate partite sia in Serie A, B e C, determinate partite che potevano essere scontate in altre stagioni non lo sono stato, vedi questa. Pulizia totale del calcio. È Pulizia totale del calcio. È importantissimo. Sono d'accordo. Poi da qui a dire che se io incontro Davide e non lo voglio ammazzare, ma non è una follia. Infatti. Non so se d'accordo. Assolutamente. A volte la normalità, quello che la correttezza sembra una cosa rara, invece dovremmo essere all'ordine del giorno. Purtroppo, È vero, esatto. È vero, è vero.
Ritorniamo a parlare di Lega Pro, lo facciamo adesso con l'incontro del Sud Tirol, perché insomma il Sud Ammazzare Tirol... sportivamente. Come? Ammazzare sportivamente, parlavo in gergo Sì, nel senso certo calcistico. Sud Tirol che ha battuto 2-0 nettamente la Viterbese. Sentiamo le parole del mister del Sud Tirol, Paolo Zanetti. Mister Paolo Zanetti, prima di parlare del traguardo raggiunto, seppur ancora parziale la semifinale, porrei l'accento sulla prestazione che è stata davvero straordinaria, forse una delle migliori in stagione, sicuramente la migliore per numero di palle e gol costruite. Sì, sono assolutamente d'accordo, penso sia stata una delle migliori prestazioni dal punto di vista proprio qualitativo. Abbiamo giocato veramente bene, abbiamo fatto un 40 minuti il primo tempo, a mio avviso veramente di grande calcio, dove abbiamo avuto palle da gol a raffica e abbiamo rischiato su una situazione dove siamo stati leggermente disattenti, potevamo chiuderla prima. Invece anche poi il secondo tempo siamo stati bravi a trovare gol finalmente su calcio d'angolo anche noi, visto che avevamo subiti 2 all'andata e siamo riusciti a essere pericolosi noi su palle inattive, come sappiamo che sono fondamentali, e anche poi dopo loro sono riversati in avanti con la forza della disperazione, però hanno lasciato spazi dietro e abbiamo avuto almeno altre 2 volte davanti il portiere che non siamo riusciti a concretizzare. Però cosa posso dire ai miei ragazzi, si parla di un ritorno di un quarto di finale, quindi incontriamo squadre fortissime e dimostrare una forza del genere sicuramente ci dà consapevolezza per la prossima partita. È vero che è pur sempre e rimane un sogno, è giusto così, perché siete partiti con altri obiettivi, avete fatto un qualcosa già di meraviglioso sinora, però è un sogno che adesso, vedendo anche la condizione della squadra che ha dimostrato oggi dal punto di vista fisico, oltre che tecnico-tattico, è un sogno, dicevo, che si può vivere ad occhi aperti probabilmente. Ma noi ci crediamo, ci abbiamo sempre creduto, è evidente che è normale partire con lo sfavore dei pronostici, ma come è giusto che sia, ci sono squadre che hanno investito tantissimo in questa categoria e è giusto che abbiano le pressioni per andare loro in Serie B. Noi ce la giochiamo, consapevoli che possiamo mettere in difficoltà chiunque, l'abbiamo già fatto anche in campionato, ci siamo arrivati secondi, un motivo c'è e anche oggi l'abbiamo fatto vedere. Chi festeggiava per aver beccato il Südtirol ai quarti di finale si sarà ricreduto. Si torna in campo mercoledì, pochissimo tempo per recuperare risorse e energie e soprattutto per recuperare Gyasi che è uscito a fine primo tempo malconcio. Ci dai un check sulle sue condizioni? Sì, Gyasi speriamo di recuperarlo, anche se ha preso una distorsione alla caviglia abbastanza seria, credo sia difficile. Adesso abbiamo 2 giorni di recupero assoluto e poi incontreremo i morti, vedremo insomma le condizioni generali, cercherò di mettere in campo la squadra che sta meglio. Sta benissimo però anche Candellone, va detto, no? Assolutamente sì, ha fatto un secondo tempo straordinario e lui, anche Oneto, devo dire che Oneto è un anno che non giocava, si è sempre fatto trovare pronto in allenamento e ha dimostrato di farsi trovare pronto anche in partita e voglio ringraziarlo perché non è facile entrare dopo un anno così, ho giocato anche io al calcio e so che si soffre, però il lavoro alla fine paga e oggi ha dimostrato veramente di averci dato un grandissimo contributo. Ultimissima, tu personalmente al tuo primo anno da allenatore fra i professionisti, come stai vivendo questa avventura? Come una favola? Sì, la sto vivendo molto tranquillamente, io ci credo per carattere, sono uno che cerco di puntare sempre al bersaglio grosso, delle volte sono magari anche un po' visionario, però credo che sia l'unica via per provare di fare qualcosa in più dell'ordinario, no? I miei ragazzi sono partiti per salvarsi, però abbiamo sempre cercato un obiettivo alla volta, prima è stato quello di salvarsi il prima possibile, poi dopo è diventato il playoff, poi è diventato il quinto posto, poi è diventato il secondo. Ora era di passare questo turno e ora siamo in semifinale, quindi credo che con questa mentalità tutto può succedere, comunque vada, credo che questi ragazzi meritano applausi e penso che la città di Bolzano e la società Südtirol debba esserne orgogliosa. Su
Sud Tirol che quindi scenderà in campo contro un arcigno difficilissimo Cosenza. Vedremo cosa succederà. Mercoledì si giocherà alle 20:30 e la prima partita, se non sbaglio, sarà a Bolzano, quindi insomma vedremo cosa succederà. Voglio ritornare a parlare di nuovo dell'incontro Robur Siena-Reggiana, perché ormai tutti lo sanno, il Siena sarà insomma l'avversario che il Catania affronterà mercoledì. Che partita sarà secondo te, Davide? Perché insomma questo Siena tra polemiche varie e tra tante difficoltà ha eliminato questa Reggiana, però è anche vero che il blasone certe volte può anche incidere, no, sulla difficoltà della partita. Il blasone in questo caso è anche quello del Siena. Sono due titani. Sicuramente i tecnici faranno del loro meglio in settimana per prepararla nel migliore dei modi e sono sicuro che verrà. A volte in queste partite decisive viene meno la bellezza del gioco, però io se fossi loro penserei più a essere cinici e andare più sul risultato. Ecco. Chi secondo te avrà difficoltà? Più il Catania o più il Siena nei confronti dell'avversario? Io penso che il Siena deve stare attento a questo Catania. Ieri questa vittoria sono sicuro che gli dà quella forza per arrivare fino alla fine. Quindi un Catania che acquista molta convinzione, seppur non brillando contro il Feral Pisalò, e può diventare a questo punto veramente uno scontro tra titani, come dice bene anche Davide? Lo è, Vittorio. lo è uno scontro tra titani, però mi viene da aggiungere una cosa, Ettore, che noi giustamente prendiamo l'analisi di queste partite dalla prospettiva Catania, diciamo dal lato Catania. Chiaro, certo. Ma se io mi metto 2 minuti nei panni di qualsiasi avversaria che andrà a fare queste semifinali, allora io oggi, se fossi un tifoso del Siena, non starei sereno a affrontare il Catania. Chiaro. Perché noi siamo qui, conosciamo la situazione, la viviamo in maniera diversa, ma da avversario... E volendo noi non conosciamo però al 100% neanche come sta effettivamente il Siena, perché non c'è dubbio, guarda che il Siena ieri ha vinto una partita rocambolesca, perché sì, ha preso l'1-1 di testa al 90esimo, poi il rigore, eccetera, eccetera, ma durante l'anno a me mi è capitato di vederlo giocare il Siena. Sono delle ottime squadre, come diceva Davide, quando arrivi lì non ti sei inventato nulla, certo. Però ripeto, da avversario del Catania io non dormirei sonni tranquilli sicuramente, perché prova a immaginare al contrario, fa finta che il Catania affrontava una Fiorentina in Serie C. Certo. Un Inter in Serie C, non so il nome, se il blasone, la storia può incidere. Incide parecchio. È uscita anche la voce, poi voglio sentire anche Davide su questo. Una voce che potrebbe un po' far pensare il Siena come il nuovo Parma, perché sanno tutti che la scorsa stagione, insomma, il Parma non dico che è stato spinto, ma è stato come quest'anno accompagnato con più garbo verso la Serie B. Io la verità qual è, Ettore? Che il Parma ha fatto un percorso che si sperava come sogno, ma non coincideva con quello che erano i programmi che loro avevano, nel senso che sicuramente volevano ritornare alle Lega Pro e questo era stato programmato. Poi di inerzia si sono ritrovati a cavalcare questo sogno. Il Siena, secondo me, sono due situazioni un po' diverse, perché a Parma si è andati avanti con molto entusiasmo, organizzazioni e pochi soldi. A Siena ne hanno spesi parecchi. Sì. Negli anni anche precedenti, insomma, no, ma, insomma i soldi c'erano. Questa stagione, come dice, sì, si trova lì, tutto ma se noi andiamo a fare un discorso e analizzarlo, il Siena tipo Catania, guardare lì, andiamo a vedere perché hanno speso tanto quasi contro il Catania, volevano arrivare primi, non lo sono arrivati, una tifoseria che non è contentissima. Questo è il rigore vincente? Una tifoseria che non è contentissima perché comunque, come hai visto, lo stadio non era pieno, ed è uno stadio di 10.000, 12.000 posti, quindi sono tante situazioni che ti fanno immaginare, e ritorno al discorso di prima, che da senese avrei più paura io ad affrontare il Catania.
Insomma, la partita di mercoledì sarà una partita da prendere con le pinze, sia da parte del Catania che da parte del Siena, perché poi alla fine è una semifinale. E i ragazzi hanno avuto tempo di recuperare, avranno tempo di recuperare secondo te? Perché anche dal punto di vista mentale l'attesa dopo una partita, anche se pur facilmente vinta contro il Feral Pisalò, può creare anche degli strascichi, perché sai, sempre... Allora, sicuramente le fatiche ci sono, gli stralci anche, però quando si gioca a livelli importanti, a livello internazionale, si gioca ormai ogni 3 giorni, quindi se sei in una squadra che ha degli obiettivi, questo fa parte del calcio, e quindi sicuramente avranno un giorno per fare un po' di scarico, ma già il giorno dopo le forze li già tirano pronti fuori. per il nuovo modulo, perché si parla di un 4-3-3, di un 3-5-2. Vittorio, ho sentito un po' di tutto in queste ultime ore. Un Catania che dovrebbe, dice, giocare a specchio nei confronti del Siena, ma io credo che la personalità di una squadra è una. Cioè, la personalità che ti dà l'allenatore, sono gli altri che si debbono adeguare. Io mi ricordo nel mio piccolo che dicevo sempre, alla fine noi dobbiamo fare la nostra partita, sono gli altri che debbono inseguire noi. Dici bene, Ettore, quelle sono mentalità, ci sono allenatori che la pensano come hai finito di dire tu, allenatori che invece preferiscono adeguarsi all'avversario. Secondo me queste differenze non fanno di un allenatore uno bravo o uno scarso, ma sono filosofie di pensiero che uno può seguire. A mio parere è giusto un equilibrio tra le due, perché io personalmente sono uno che cerca di dare un'identità alla propria squadra, ma è chiaro che poi ci sono delle situazioni dove inevitabilmente, se sei la prima della classe, allora è come dici tu, io ho la mia idea, impongo il mio gioco, devo vincere le partite. Se non sei prima della classe ci sono situazioni che ti impongono uno e ti impongono l'altro. E in una situazione come questa, per esempio? Ecco, ma in una situazione come questa, a mio parere, si parlava di recuperi. Allora, a fine stagione, anche se c'è uno staff di preparatori atleti che ti mette in una condizione di poter affrontare al meglio le partite, la cosa importante che ti tiene in piedi e che ti fa andare avanti è l'aspetto mentale. È l'adrenalina che tu hai dentro. Forse i mental coach hanno fatto quindi un buon lavoro. Guarda, sui mental coach io mi sono già espresso giorni fa. Io personalmente non ho avuto mai modo di poter lavorare con mental coach, però secondo me, velocemente ti dico, il mental coach può avere in teoria una valenza se parte dall'inizio insieme alla squadra. Ma se va a metà stagione inoltrata? Ma a stagione finita, io da allenatore, se vedo entrare nello spogliatoio gente che deve parlare con i miei ragazzi, secondo me vengo destabilizzato, ma là si apre un altro tipo di discorso. Davide, che ne pensi? Sono del parere, il mental coach sicuramente avrà la sua valenza per portarlo già a però, questi come livelli. dice giustamente Vittorio, l'idea di farlo iniziare insieme ai ragazzi nella stagione è sicuramente più positivo. Se inizia dalla stagione ti potrebbe dare una mano come un elemento dello staff, ma ricordiamoci una cosa, Ettore, che gli allenatori da sempre e oggi in particolar modo vengono valutati per 3 aspetti fondamentali: tecnico, tattico e capacità gestionale del gruppo. Se una delle 3 viene a mancare, allora scusa, io mi prendo un allenatore che non ne capisce niente di tecnica e tattica, però è un ottimo comunicatore. Poi dopodiché gli prendo 2 tattici, gli prendo il match analyst, perché poi tutte queste parole hanno fatto un po' da tutto colore. Questo è bello, l'organigramma di una società sempre organizzata, però il calciatore quanto fischia poi è dettato dal contrasto, dal tiro da fuori, quindi dalla voglia di giocare a pallone. Non ci vai a pensare a quello che ti ha in mente al coach, sei dettato dalla gara. Si ritorna al discorso di prima, è una questione di adrenalina che deve avere principalmente il calciatore, però ritornando a quello che diceva Davide, queste situazioni ti mettono nella condizione di svilupparla da sola quell'adrenalina. Non è ma neanche il mister a volte, perché una partita a distanza di 2 giorni, ma quando ha questa valenza... Allora io dico una cosa, intanto la vuoi giocare titolare. Io non vedrei l'ora che arriva mercoledì. Infatti, sarei con uno stato d'animo e io da allenatore guarderei i miei giocatori e li sceglierei principalmente non per quello che mi fanno vedere in campo, ma per quello che mi fanno vedere in faccia. Bravo, gli occhi, le stelline negli occhi, come dicevo pure io. Insomma, mi stanno venendo in mente molte cose.
siamo entrati proprio nel clima, sembriamo Sì, già quasi sì, lui sì. da tecnico, io da giocatore, Sì, quindi sì, è bello questo è vero, è scambiarsi vero, le è idee. vero. Allora, facciamo rivedere di nuovo la schermata così ricordiamo gli incontri che si disputeranno praticamente a partire da mercoledì. L'andata appunto sarà mercoledì alle 20:30 e poi il ritorno domenica 10 giugno alle 20:30. Gli incontri saranno tra Robur Siena e Catania ed infine Sud Tirolo contro Cosenza. Gli ultimi minuti della trasmissione li vogliamo dedicare giustamente al mondo del calcio dilettantistico che ha avuto il suo compimento finale anche giorno 1 nel contesto dei penalty Awards che si sono svolti presso l'auditorium Carlo Alberto Dalla Chiesa di San Gregorio. Grande successo, grande affluenza, tutti molto contenti perché insomma ritrovarsi tra gli addetti ai lavori, allenatori, giocatori fa sempre piacere. La cosa più bella è che comunque potrete vedere tutto l'evento direttamente domenica 10 a partire dalle 22 sul canale 78 appunto di Gold 78, lo potrete vedere anche poi nella pagina Facebook di Penalty. Ritornando alla stagione, all'inizio ti ho chiesto che cosa succederà dopo questa stagione, cioè rimarrai, continuerai a giocare, hai voglia ancora di giocare, hai detto che il fisico ancora ti accompagna, quindi l'obiettivo probabilmente è anche quello di continuare a giocare, anche se credo che insomma l'idea di diventare uno scopritore di talenti, un direttore sportivo, lo vedo nelle tue capacità. Mi affascina anche il discorso di prendere un ruolo diverso da quello del calciatore, perché al di là del proprio io che ogni giocatore vuole giocare per sempre, è anche giusto che sta per finire un percorso per iniziare un altro. Chiaro. Quindi qualora ci fosse un progetto importante per un ruolo che mi si addice, sarei contento di poterlo sposare e interpretare nel migliore dei modi. Insomma, lasci il calcio, forse, chissà, per rimanere nel calcio. Non lascio nulla ancora, devi pensare che mi vado allenando Certo, anche chiaro, ora, però adesso ci sono i periodi estivi, insomma, sono quei percorsi d'obbligo. D'obbligo, assolutamente, assolutamente. Invece è d'obbligo a questo punto la domanda cattiva da fare all'allenatore che a fine stagione ancora è senza squadra. Per la prossima stagione credo che le richieste non ti mancheranno, Vittorio, insomma tu vieni da belle esperienze, in un ultimo qualche anno fa con il Viagrande. È un calcio che probabilmente subirà l'ennesima crisi economica? Ma diciamo che stiamo parlando di storia attuale, quindi in poco tempo non può cambiare. Io però faccio parte della corrente che cerca di vedere il bicchiere mezzo pieno, perché è vero che noi siamo bravi a sottolineare purtroppo le situazioni, vedi Adrano quest'anno, vedi in una prima parte in una parte di campionato Atletico Catania e compagnia bella. È vero? Ma è vero pure che noi dobbiamo andare a vedere che sia nel girone A di eccellenza che nel girone B di eccellenza, anzi, girone A tutti. Nel girone dal B primo all'ultimo posto, squadre che infatti voglio dire, il girone A si sono salvati a 40 punti, certo, e non tutto il rispetto a 28, 27, perché non sono cifre di salvezza. sono due gironi totalmente diversi. E nel girone A e nel girone B, se noi andiamo a vedere dal primo, ma io direi sino alla San Pio, e metterei anche il Pistunina, e metterei anche il Caltagirone che purtroppo è retrocesso, cioè alla fine sono 3-4. Allora noi siamo sempre bravi a vedere tutto quello che è la distruzione, tutto quello che è il negativo. Ora, ma se su 30 club iscritti in 2 campionati ce n'è 5 che vanno a falsare evidentemente stagioni eccetera eccetera, allora perché non cerchiamo di evitare che queste 5 vadano poi a creare un anno intero dove il calcio è finito e questo è finito? Tiriamo in ballo la federazione allora, che dovrebbe essere un po' più guardinga. Io ti dico, vai a Licata e vai a parlare con i dirigenti di Licata quanto hanno investito, vai a Marsala, a Mazzara, a Sant'Agata, a Biancavilla, a Scordia, a Messina. Chiedi a questi se il calcio è finito con quello che hanno investito. Vabbè. È giusta. Questa è la mia considerazione. No, ma è giusta, la tua è assolutamente una considerazione che allora, cosa voglio dire? Chiara. Concludo. Bisogna fare un po' di pulizia. E quindi meno squadre e più certezza nel campionato. Meno squadre oppure comunque prima di andare a ripescare qualcuno lo devi ripescare perché oggi
lui ha, quella società ha la possibilità di poter essere ripescata sotto l'aspetto, parliamoci chiaro, organizzativo ed economico. Ed economico e soprattutto. di valenza tecnica, perché oggi tu vai ti faccio un esempio, un Troina che ha fatto una stagione forse pazzesca, irripetibile, 76 punti, cioè una cosa incredibile, eccetera, eccetera, e in merito ai ripescaggi dietro a squadre che hanno fatto 30 punti in meno perché hanno un blasone. È chiaro, anche se proprio sul Troina, insomma, le ultime dichiarazioni di Pagana dicono che probabilmente si è aperto uno spiraglio perché io me lo auguro, il ricorso della Vibonese è stato accolto, quindi ufficialmente la Vibonese ma se lo meritano, non doveva giocare quel campionato, e quindi... Ma questa è una cosa veramente, perché parliamo di calcio, ma è pazzesco. Va bene, devo chiudere la puntata di oggi. Comunque arriverà la panchina, Ettore. Arriverà, ma certo che arriva, le panchine arrivano perché ce ne sono tante, insomma... Qua in piazza, sai e le qualità non ti mancano, caro Vittorio. Saluto Davide Vadalà, complimenti ancora per il bel gesto di fair play e un in bocca al lupo per la nuova stagione che partirà prossimamente. Grazie a te, Ettore, e complimenti per la trasmissione. Grazie ancora anche a Davide Vadalà. Saluto Vittorio, Ettore, che non prenderà la panchina di questa piazzetta qua vicino, ma di una bella società, insomma, che crede nei progetti che tu spesso e volentieri organizzi prima dell'inizio della stagione, perché un allenatore prepara la stagione prima. Ho questo brutto vizio. Vabbè, non è un vizio brutto, è qualità e professionalità. Bene, io prendo il tuo augurio come alla lettera e mi auguro, perché devo dire che ho fatto fatica questa stagione a stare fuori dal campo, o comunque nella breve parente sia di Adrano. Complimenti, bravo, venerdì ero lì al tuo evento, bene. E come al solito tanta roba. Grazie ancora anche a Vittorio Iemma. Noi ci fermiamo qui e vi ricordiamo come al solito il coordinamento tecnico di Giuseppe Giuffride, regia Andrea Salerno e Roberto Di Marco. La puntata di Penalty Awards 2018, vi ricordo, andrà in onda su Gold 78, l'intero evento, a partire dalle ore 22 domenica 10 giugno, mentre per quanto riguarda Penalty Play ci rivediamo domani a partire come al solito dalle 14:30 e domani ultima puntata anche dedicata ai settori giovanili. Grazie ancora, buon pomeriggio e appuntamento domani. La vita è un soffio, corre come il vento, c'è un campo verde ed io non so spiegarti come. Il tempo vola, si vince o si perde, ma tu fremi e vuoi giocare. Mi insegni che la vita la posso amare anch'io, è la mia partita e so per chi ti fare amore mio. Vinci per me, tu che sai come fare, corri per me, tu che sai dove andare, sei il campione della vita. E se tutto è un campionato con la strada in salita, non ci manca il fiato, perché vincere è la ragione per cui tu sei nato. Perché vincere è la ragione per cui tu sei nato. Perché vincere è la ragione per cui tu sei nato. Per cui tu sei nato. Vinci per me, tu che sai come fare, perché vincere è la ragione per cui tu sei nato.